in my fitting hat. I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. Benvenuti alla semifinale di The Bad Sandwich, il primo contest per il miglior panino del nord-est. Ogni sabato trasmettiamo dalla sede di Pordenone del Pala Gourmet, il centro esperienziale del gusto. Siamo arrivati in semifinale, tra poco andremo a conoscere i 4 semifinalisti. Come sempre partiremo dal panino tipico e poi naturalmente il panino creativo. Il tipico con gli ingredienti base indicati dalla giuria, il panino creativo con il solo limite del food cost inferiore a 3,50 €. Andiamo a presentare la giuria con una novità, perché è all'estero lo chef Carlo Nappo, quindi ci sarà un sostituto, ma partiamo come sempre da Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Luisio, panel leader di analisi sensoriale, Mariella Trimboli, giornalista enogastronomica, e al posto di Carlo Nappo c'è Mauro Gava, funzionario del consorzio per la tutela del formaggio montaggio, docente ONAF, l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio. Grande successo anche la contest nel contest, grazie alla Friulovest Banca. Arriva Marcus Maurmar che sostiene l'iniziativa naturalmente con la sua banca. Vieni Marcus. Il contest nel contest sta funzionando. Friulovest Banca è molto soddisfatta, in particolare perché la nostra pagina Friulovest Magazine è tempestata di mi piace e soprattutto ci sono i concorrenti che stanno dando battaglia. Ci sono più di qualche concorrente che ha superato il migliaio di mi piace, a dimostrazione proprio che vogliono arrivare in fondo e essere coloro che si porteranno a casa questo assegno di riconoscimento per il loro impegno. Tutti e 30 si sono dati battaglia, ma ce n'è qualcuno in particolare che mi sa che ce la farà alla fine. Mancano veramente poche ore, c'è tempo fino a domani sera per poter dare l'ultimo mi piace. Nella competizione dobbiamo veramente ringraziare i concorrenti che hanno dato grande dimostrazione di impegno e che ci stanno dando soddisfazione anche dal punto di vista della conoscenza della nostra pagina Facebook Friulovest Magazine. Ci attendiamo sicuramente una prossima occasione con Telefriuli Pala Gourmet, che ringraziamo per l'idea che hanno avuto, e facciamo veramente un grande applauso a tutti i concorrenti. Presentiamo i 4 concorrenti semifinalisti partendo da Loredana Codreanu del Dolomitico di Trieste, Marco Toffolon, via Vai di San Vito al Tagliamento, Luca Sacilotto, il posto di Folador Pordenone, Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone. Sergio, innanzitutto i complimenti perché sono arrivati fino a qui. Sì, complimenti. Volevo solo aggiungere questo: oggi verifichiamo se anche noi siamo stati abbastanza bravi, quindi sono in effetti i 4 concorrenti migliori, ma visto che sono i 4 concorrenti migliori vorrei metterli a proprio agio dicendo oggi che saremo molto più severi. Siamo arrivati al dunque e quindi oggi veramente si va verso la finale. L'impegno deve essere massimo da parte vostra, noi promettiamo l'impegno massimo e cercare di individuare chi sono i 2 migliori. Andiamo a presentare il primo panino tipico di oggi, ricordandovi gli ingredienti scelti dalla giuria per questa puntata, per la semifinale: il format di Frant, la pitina e radic di Mont. Vieni Loredana Codreanu. Buongiorno, ho scelto la format di Frant. Sì. Ho scelto la radic di monte e pitina e ho aggiunto la misticanza con cipollotto che l'ho saltato in padella con un po' di zucchero di canna e un po' di aceto di miele. Esprimo un'opinione assolutamente personale. Sì. La pitina è molto difficile da mangiare cruda. Sì. Perché la pitina si usa molto trasformata, si usa molto almeno scaldata. Beh, io lo trovo tutto sommato un buon connubio, proporzionato. Forse ecco, direi che però qui gioca il fatto che a me la cipolla piace o non piace. Quindi la sento piuttosto invasiva, okay, rispetto al resto. Sento molto, non so se è l'aceto la cipollina. O proprio dal radic di Mont, se rilascia questo
questa acidità, diciamo. Ok. Mi manca un po' di succulenza a questo panino, quindi si asciuga un po' troppo in bocca. E sento molto sia l'aceto che il cipollotto. Non riesco ad apprezzare la pettina. Riesco ad apprezzare la pettina se la assaggio da sola. Abbastanza assente la pitina, come ti ho detto non è un prodotto facile, Sì, la pitina, in questo caso l'hai tagliata molto sottile e fatto bene, però è abbastanza assente, mentre la cipolla e l'aceto si sentono abbastanza. Il secondo panino tipico è quello di Marco Toffolon del Via Vai di San Vito al Tagliamento. Vieni Marco. Il panino si compone in vari strati, cercheremo di distribuirli bene. Ho voluto fare una frittatina fresca col tartufo, che abbiamo messo qua precedentemente preparata, e aromatizzato un po' il tartufo. Abbiamo fatto con la pittina. Lo hai assaggiato e hai detto che cosa? Quello che aveva detto Sergio Lucchetta l'altra volta, peccato che non posso mangiare anche l'altra metà perché di fatto in quel momento mi è piaciuto molto, per quello l'ho anche portato. Non mi è piaciuto anche proprio l'equilibrio. Se tu dovessi dare un nome a questo panino, non è più il panino tipico, ma devi trovargli un nome. È un panino della montagna perché mi fa ricordare proprio la montagna, il sottobosco, hai appunto il tartufo, hai il fungo. Non si impasta in bocca, è molto solubile, è piacevole. Il tutto è ben amalgamato e devo dire anche un'altra cosa, che mi piace anche la presentazione. C'è un buon equilibrio, anche il format di Frante che normalmente tende ad appiattire, invece si sposa molto bene. E come ho preso il piatto ho sentito un intenso profumo di tartufo e ho detto qui il tartufo predomina. No, il tartufo non predomina, anzi nella frittata ne avrei messo un pochino di più io. La mostarda? Troppa? Sì, per me sì. Un po' troppa, ok. Terzo panino tipico è quello di Luca Sacilotto, il posto di Follador Pordenone. Vieni Luca. Gli ingredienti di questo panino tipico sono tutti dalle caratteristiche un po' forti, quindi per cercare di armonizzarle ho pensato di metterci della rapa rossa tendenzialmente dolce, degli spinacini spadellati leggermente col burro e questa salsa di format di Frant, questa vellutata fatta con del brodo vegetale legato, leggermente legato e poi montato con dei cubetti di format di Frant, frullato, si ottiene questa vellutata che gli dia così un gioco di sapore. Se tu dovessi dare un nome a questo panino? Ma quello che vorrei chiamarlo è equilibrio, nel senso che è quello che uno si spera di raggiungere con le scelte fatte. Non verrei mai a mangiare un panino che si chiama equilibrio. Che si chiama equilibrio? Non lo mangerei mai. C'è equilibrio. La ricerca che hai fatto ha avuto senso. Allora, dal punto di vista tattile e gustativo lo trovo anch'io equilibrato. Mi manca un po' di anima, nel senso che non mi emerge una nota particolare per cui dico torno a prendere questo panino. Forse il suo difetto è che è un po' troppo liquido il tutto e quindi alla fine sì, si stempera un po' tutto. Il quarto panino
tipico è quello proposto da Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone. Vieni Kevin. Ho sciolto il format di Frant con il radice de Monte e un po' di menta fresca per contrastare il radicchio, l'amaro del radicchio, e gli ho dato un po' di freschezza con la menta. Dopo scalderò la pittina sulla piastra. Ah, lui è il primo che scalda la pittina dei 4. E darò un po' di dolcezza con una crema al peperone giallo. Alla fine lavorerò il tutto con un po' di cavolo viola per dare croccantezza e il tocco di freschezza finale. Perché hai pensato di scaldarla la pittina? Perché l'ho assaggiata sia cruda che cotta e secondo me si ammorbidisce un po' e il sentore e il sapore è un attimino più buono. Apprezzo il fatto che hai voluto mettere la menta per guarnire il piatto, però guarda che le foglie non siano fiappe e che siano un po', cioè, vedi? Sì. Sì. E tieni conto che sul piatto in teoria dovrebbe andare tutta roba edibile. È vero che la menta si può mangiare, Sì, non così. però insomma, Sì. ok. Lo trovo molto equilibrato, una buona sapidità, però non eccessiva. Cioè a me è piaciuto, sinceramente. Grazie. La menta ci sta, ottima l'idea di scaldare la pittina, l'ha resa decisamente più gradevole. Secondo me questo qua è stato un panino molto furbo. Furbo? Molto furbo. Come lui. Ecco, io lo chiamerei il furbo. Perché? Perché ha delle note olfattive eccezionali. Tu lo vai ad annusare, ottimo. Retroolfattivamente, ottimo. Mi lascia però un po' perplesso in bocca, nel senso che non trovo un gran matrimonio di gusto. Prima di fare il punteggio devo fare una comunicazione, una comunicazione importante. C'è un concorrente che è stato penalizzato ed è Marco Toffolon. Sul regolamento c'è scritto che possono essere utilizzate salse, verdure, non prodotti trasformati. La frittata è un prodotto che non poteva essere utilizzato. Andiamo a scoprire la classifica dei panini tipici. Al quarto posto Loredana Codreano del Dolomitico di Trieste. Terzo posto Luca Sacilotto, il posto di Folador Pordenone. Secondo posto per Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Primo posto Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone. Andiamo a conoscere il primo panino creativo, quello proposto da Loredana Codreano del Dolomitico di Trieste. Vieni Loredana. In questo panino io ho voluto mettere la pasticceria e la passione per la cucina, diciamo due passioni in un panino. Allora volevo portare dolce e salato nello stesso panino. Il pane è fatto con la manitoba integrale e cacao, dopo è la petto de oca affumicata de Friuli, per la Kaiser, per questo ho fatto anche la forma de pane. Ho fatto una salsa aceto balsamico con zucchero e userò anche la radicchio culpoc, che è un radicchio de campo. Non volevo usare la Philadelphia, allora ho preferito un formaggio dalla latteria, più non tanto dolce.
più che un petto d'oca è un'oca intera che ho mangiato. C'era veramente molto petto d'oca. Non so se serviva alla riduzione di aceto balsamico. C'è un buon lavoro di ricerca, di equilibrio. Il formaggio arriva immediatamente, questo non ci piove. Secondo me è anche un po' troppo, nel senso che il formaggio continui a sentirlo. Non riesco però a far emergere bene, pur essendocene tanto, non riesco a far emergere il petto d'oca. Il formaggio va dappertutto, insomma, ti sporca le mani, mentre il petto d'oca troppo fa filo. Forse perché ne hai messo tanto? A me è piaciuto molto dal punto di vista della coreografico, bellissimo. Da parte tua secondo me c'è stata anche una buona ricerca, il risultato è migliorabile. Il secondo panino creativo si chiama Occidentali Scarma e viene proposto da Marco Toffolon del Via Vai di San Vito del Tagliamento. Vieni Marco, quindi scatta anche la musica qui. Eccoci qua, non riesco a fare il balletto però, ancora 10 minuti non ce la faccio. Abbiamo fatto un pane impastato con dello zenzero e della foglia di tè verde cinese. Adesso il gusto chiaramente è leggero, non deve essere una cosa aggressiva. Abbiamo dei gamberi di Mazzara del Vallo, sono leggermente marinati in una soluzione di agrumi, misto agrumi e un filo di olio, e qua ho fatto una purea di fave. E poi abbiamo una burratina pugliese affumicata e mi piace questo contrasto, mi è piaciuto questo contrasto di gusto. Occidentali Scarma. Quindi io mi immagino adesso la scimmia, e quindi la scimmia è la sorpresa, no? Quando abbiamo visto Gabbani con la scimmia sul palco è stato l'effetto sorpresa. L'effetto sorpresa su questo panino qual è? Io l'ho voluto appunto abbinare a una cosa che mi è venuta in testa, e che è questo gelato a Franciacorta. Il mio primo commento è stato: ma qui si possono fare i doggy bag? Cioè, nel senso, me lo porto a casa e lo finisco. Mi piacerebbe che tu facessi provare questo panino con un vino che ti va a ricordare poi il gambero, quindi un gelato al catarato o con un grillo. Un buon panino veramente. Grazie. Bravo, complimenti. Notevole, nel senso che allora io l'ho trovato molto piacevole in bocca, molto fresco, molto mediterraneo, tutto molto piacevole. Il terzo panino creativo è quello proposto da Luca Sacilotto, il posto di Folador Pordenone. Abbiamo pensato di utilizzare questo rustico di zucca, un pane formato zoccoletto, farina di tipo 0 e polpa di zucca. All'interno, come piatto principale, mettiamo del secreto di maiale iberico, che è praticamente un taglio di carne che si trova sulla paletta di spalla del maiale, in genere del maiale, in questo caso il maiale iberico. Carciofi, anch'essi cotti sottovuoto, con del burro profumato al guanciale. Io mi baso molto sull'emozione e quindi sono molto veloce. Qual è l'emozione che ti ha trasmesso questo panino? Ma io l'ho trovato notevole, buono, anzi direi anche molto buono. L'unica cosa, se posso dire, è molto succulento. Trovo il panino molto, molto ricco, forse eccessivamente ricco. Avrei bisogno di qualcosa che mi sfumasse un po', no? Perché la salsa è molto decisa,
la marezzatura che c'è in questa carne è molto decisa e viene fuori. Quindi avrei bisogno di sfumare un po', forse anche con la scelta del pane, che non sia un pane con la zucca ma un pane normale. È una carne secondo me importante. Sì. Qui la trovo abbastanza sprecata rispetto al panino. La carne diventa il fatto importante del panino e tende a non darmi più niente altro. Il quarto panino creativo è quello proposto da Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone. Ho scelto un pane a radicchio di Treviso, dopo ho scelto un hamburger di cervo, abbiamo lavorato con la coscia e abbiamo scelto un po' di scamone e un po' di sottofesa, e dopo abbiamo scelto per contrastare il gusto particolare del cervo, abbiamo scelto una salsa alle more che ho fatto lavorando le more con lo zucchero, e dopo ho fatto un'emulsione con un tuorlo e un po' di olio di semi e ho aggiunto il composto per renderla più cremosa, e dopo lavoreremo con dei carciofi saltellati, spadellati, semplici, olio, sale e pepe, per rendere il cervo un po' più grasso, perché è una carne tanto magra. Ho scelto un po' di lardo da mettere sopra il cervo. Per dare un pizzico di amarognolo useremo un po' di cioccolato fondente. E dopo, per dare cremosità, useremo un formaggio Piave non troppo stagionato. La freschezza è una misticanza normale e colorata. Il panino è un panino interessante, anche se c'è una separazione di quelli che sono tutta una serie di sapori, nel senso che non li trovo perfettamente amalgamati tra di loro. Tu secondo me scegli sempre gli ingredienti buoni, non curi molto la messa in scena. A me nell'insieme è anche piaciuto, ti dirò che però alla fine il fatto di aver messo forse la cioccolata esalta un po' troppo l'aspetto di carne della carne, non so come spiegartelo meglio, cioè gli dà quella sensazione un po' di fegato come. Tra gli sponsor del contest The Best Sandwich figura anche la birra Castello. Per il gruppo Castello qui con noi c'è il responsabile commerciale Giuseppe Gaio, che ci presenta in particolare questa birra. Sì, certo, buongiorno a tutti. Birra Castello è un'azienda relativamente giovane, nel senso che ha 20 anni, però arriva da una fabbrica che è stata dismessa da una multinazionale olandese qui in Friuli. Il gruppo Birra Castello attuale l'ha fatta ripartire attraverso gli investimenti di imprenditori del nord-est, e insomma oggi siamo, poi durante questi 20 anni è stata fatta un'altra acquisizione, che è la fabbrica di Pedavena Belluno, che vedete qua alle mie spalle. Però volevo parlarvi oggi di questa birra perché è partito un progetto di rilancio importante. Abbiamo disegnato una bottiglia, l'ha disegnata in realtà Giugetto Giugiaro, quello che disegna anche le macchine, e stiamo portando avanti delle attività sul territorio con Udinese Calcio, siamo sponsor di Udinese Calcio, e vorremmo che questa birra diventasse veramente la birra dei friulani, perché viene prodotta esclusivamente in Friuli, è italiana al 100% da imprenditori locali. E sta benissimo con l'abbinamento dei nostri sandwich che vediamo ogni sabato. Sì, è una birra a bassa fermentazione, che è la birra più consumata al mondo, anche se non rappresenta la numerica, perché oggi il mondo delle microbirrerie è in continuo aumento, ma noi le rispettiamo moltissime. Noi facciamo una birra a bassa fermentazione, noi birrai la chiamiamo la birra sincera, nel senso che un prodotto più semplice è più difficile da fare. Questo è un prodotto semplice, una birra cosiddetta lager. La nostra definizione è birra decisa, perché vogliamo dargli un po' di carattere, anche
che rappresenta un po' il popolo friulano. Ti ricordo che la finale sarà davvero ricca di sorprese. Intanto ci sarà un super ospite, saranno 3 i panini che andremo a conoscere, oltre a quello tipico che sarà comunque diverso perché ci sono 2 prodotti che devono essere utilizzati entrambi, il pan di sorca e il salame d'oca. Ci sarà il panino creativo e il panino special che andremo a conoscere noi assieme ai 2 finalisti. I 2 finalisti sono Marco Toffolon del Via Vai Caffè e Kevin Brugnolo del Tiki Taka. Siamo venuti qui un po' per gioco, anche così, tutti insieme. Sono molto contento, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo lo stiamo facendo bene, ecco, dai. Innanzitutto sono veramente molto contento di essere riuscito ad arrivare a questo traguardo che per me è molto importante. Lo dedico veramente a tutto il mio staff perché senza di loro io sinceramente non potrei neanche essere qua. E alla famiglia che per me è anche molto importante perché mi seguono, mi sostengono anche da dietro. È stata una cosa veramente molto molto bella. Io ringrazio tutti quanti, Pala Gourmet, i giudici, chiaro. Quindi chi bene. sarà il vincitore tra Kevin e Marco lo scoprirete alla prossima puntata ricca di sorprese The Best Sandwich. Grazie a Sergio Lucchetta, Pietro Luiso, Mariela Trimboli, Mauro Gava. Ritornerà per la prossima puntata Carlo Napo. Comunque grazie anche a Mauro Gava per aver partecipato alla semifinale. Complimenti a tutti, grazie, alla prossima puntata, alla finale. In my fitting net, I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right.